stata presentata a Palazzo Rinaldo la terza edizione della partecipatissima Mezza di Treviso, un evento di caratura internazionale in programma domenica prossima 9 ottobre. 2500 iscritti, molte donne, sindaco Manildo in gara e felice connubio con i musei cittadini per i numerosi runners desiderosi di visitare la città. Ecco le parole del pluripremiato maratoneta Salvatore Bettiol, organizzatore dell'evento. Sicuramente i numeri già adesso ci danno ragione, poi vediamo alla fine domenica, però insomma noi ci siamo impegnati tantissimo, io con tutto lo staff e sicuramente con tutte le persone, i volontari e tutte le persone che fanno parte di questo grandissimo team per far sì che questa mezza maratona, pur essendo quest'anno la terza edizione, è già una mezza maratona quotata. 2500 iscritti e 35% di donne, anche questo è un bel dato. Sì, questo è una cosa strana, già dalla prima edizione abbiamo avuto queste tantissime donne alla partenza e si ripete anno dopo anno, speriamo di continuare anche per il futuro, che ci siano tantissime donne e quindi per noi questo è un traguardo, è un risultato rispetto magari anche a tante altre mezze maratone. Lo sport è vita e benessere, ma è anche cultura, la novità di quest'anno è il connubio con l'apertura dei musei. Ma sì, quest'anno abbiamo avuto questa opportunità da parte del Comune di agevolare chi corre la mezza maratona, di visitare anche i musei. D'altronde lo sport e cultura è importantissimo, tutta la gente che arriverà a Treviso avrà anche l'opportunità non solo di vedere e di visitare questa bellissima città, ma anche di visitare i musei. E questo che vorremmo fare anche in futuro, dare sempre più servizi alle persone che vengono a correre, ma si sa che il runners non viene solo a correre, però magari con la famiglia arriva il giorno prima, 2 giorni prima e può visitare questi bellissimi posti. Correrà anche quest'anno il sindaco, c'è la mezza, ma poi ci sono anche altre iniziative come la Family Run. Ma questo ci fa piacere, il sindaco ha dato la sua adesione, la sua iscrizione e quindi correrà anche lui, noi siamo felici perché vuol dire che anche l'amministrazione ci tiene molto a questo evento, che è un evento che parte e arriva a Treviso toccando senza dimenticare i comuni di Carbonera e Silea, percorrendo la Restera, questo bellissimo percorso lungo il Sile che è invidiato da moltissimi podisti e dove ogni domenica, ogni giorno ci sono moltissimi podisti. Volevo dire che all'insieme della mezza maratona ci sarà, come i 2 anni precedenti, la Family Run gestita benissimo da Treviso Atletica e questa cornice che ci aiuta anche, che farà il tifo per chi parte e poi per tutti quanti i concorrenti che arriveranno a Borgo Cavour al traguardo.